Il personale dell'ufficio immigrazione della questura di Udine ha accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo un algerino con a carico numerosi precedenti penali, appena scarcerato dalla locale casa circondariale, dopo che lo stesso era stato arrestato il 6 novembre scorso in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale friulano per una serie di reati contro il patrimonio. L'uomo si era già reso responsabile di un grave episodio nel febbraio del 2022 quando aveva aggredito una donna causandole lesioni. In quella circostanza era stato arrestato per tentativo di omicidio colposo. Il giudice, in sede di convalida, aveva messo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ove si trovava fino allo scorso mese di ottobre. Due persone sono state soccorse questo pomeriggio dal personale medico e infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un frontale accaduto all'altezza della rotonda di Usoppo che conduce al casello della A23. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale si sono scontrati tra loro due mezzi pesanti in transito. Il personale medico e infermieristico ha preso in carico le due persone che sono state trasportate, una in codice giallo con l'eliambulanza all'ospedale di Udine, l'altra con ferite non gravi all'ospedale di San Daniele. L'equipaggio invece dell'ambulanza proveniente dall'ospedale maggiore di Trieste ha preso in carico una persona dopo che questa è caduta in acqua all'altezza del Molo Audace, trasportata in codice giallo all'ospedale di Catinara. Ha attivata la Capitaneria di Porto. Dalle ultime notizie non sembra che l'uomo sia in pericolo di vita. Un uomo invece è stato soccorso nel primissimo pomeriggio di oggi dal personale medico-sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto a Moggio, Udinese, all'altezza di via Ermolli. Per causa in corso di accertamento, il conducente del veicolo ha perso il controllo che si è ribaltato in mezzo alla strada. L'equipaggio dell'ambulanza, giunta sul posto, ha preso in carico l'uomo, per il quale è stato disposto il trasporto in codice giallo all'ospedale di Tolmezzo.